In gergo si dice comunemente tappare i buchi o metterci una pezza. È quello che è accaduto alla Scala dei Turchi di Realmonte, rattoppata, rammendata, dopo essere stata resa un colabrodo marino. Negli scorsi giorni Mare Amico aveva documentato la presenza di una serie di buchi nella marna bianca della scogliera di Realmonte. Adesso i fori sono stati, in maniera parecchio artigianale, coperti. Noi, scrive Mare Amico, non sappiamo chi ha sfregiato la Scala dei Turchi e ovviamente non sapremo mai chi ha cercato goffamente di rimediare al danno arrecato. Una cosa è certa, la Regione Sicilia deve intervenire sul bene in questione e fare in modo che l'area venga sorvegliata fisicamente, al fine di evitare qualsiasi danneggiamento e per impedire la fruizione nelle zone a rischio, per la sicurezza di tutti i visitatori. Invece al momento, per usare un motto siciliano che ben si attaglia all'attuale status del bene candidato a patrimonio dell'umanità, cupiglion turco e so, ognuno fa un po' come gli pare. La intagliano, la spaccano per sfarmarsela come crema di bellezza, ci piantano gli ombrelloni, la sporcano, ci si tuffano, la usano come siuc, gli ambulanti abusivi. Insomma, regna l'anarchia. E quello che vi passa è un turismo ignorante, anche del pericolo crolli. Una situazione che ha spinto la Procura di Agrigento, con a capo Luigi Patronaggio, un mese fa ad aprire un'inchiesta per inosservanza delle norme a tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali. A documentare ciò che accade è da anni l'associazione ambientalista Mare Amico. Il bene è privato, ma il comune è refrattario ad una gestione che non sia targata Realmonte.